Si è svolto oggi presso la sede del Parco Archeologico a Casa San Filippo il premio regionale di poesia in lingua siciliana Giuseppe Serroi, giunto alla sua 7ª edizione. Durante la cerimonia di premiazione sono state consegnate delle targhe ai vincitori, pergamene alle persone segnalate e diverse targhe speciali al merito. L'iniziativa è stata organizzata dalla CNA Pensionati di Agrigento. Durante la manifestazione anche interventi musicali a cura del gruppo dell'Istituto Rita Levi Montalcini di Agrigento. L'iniziativa è stata coordinata da Francesco Curabba, presidente emerito della sezione pensionati della CNA di Agrigento. Questa iniziativa nasce dall'intuizione del professore Curabba, che presiedeva all'epoca la CNA provinciale di Agrigento e che della cultura degli artigiani e dell'associazione dei pensionati degli artigiani ha non solo compreso ma preso il meglio, nel senso di valorizzare la trasmissione dei saperi e quindi la cultura siciliana, la lingua siciliana alle giovani generazioni. Trasmissione di elementi essenziali per una comunità, perché dal passato si aprono le porte del futuro e quindi la trasmissione alle giovani generazioni di un patrimonio della Sicilia. Un patrimonio la lingua siciliana nasce prima ancora della lingua italiana, basti pensare a Ciullo d'Alcamo, e la poesia è stato uno strumento essenziale per la trasmissione non solo della lingua ma della cultura del popolo siciliano, delle sue tradizioni alle generazioni che man mano si sono tramandate conoscenze e cultura. Per questo CNA, che è organizzazione di artigiani, che della trasmissione dei saperi e della conoscenza agli altri e soprattutto alle giovani generazioni, hanno fatto un valore fondante della struttura associativa, hanno subito recepito la proposta del professore Curabba e dato vita a questa iniziativa che ormai da anni ha un valore regionale per la partecipazione di tanti poeti delle diverse province siciliane che ogni anno si danno appuntamento in questa bellissima Valle dei Templi, che è il posto ideale proprio per premiare i poeti e soprattutto per incontrare i poeti con i giovani delle scuole, giovani generazioni, portando avanti quello che è anche il senso che ha quella legge regionale purtroppo applicata ancora in pratica, di dare l'opportunità ai giovani di valorizzare nelle stesse scuole la lingua siciliana. Sicuramente si tratta di un impegno che la CNA di Agrigento, in collaborazione con la CNA regionale, ha preso e continua praticamente a sostenere, per far sì che il nostro patrimonio linguistico siciliano non possa disperdersi. Intanto la manifestazione è stata organizzata, e la organizziamo ogni anno, per onorare una categoria di persone, diciamo così, che hanno una particolare sensibilità, che sono appunto i poeti, i quali amano la poesia ma sanno anche poetare. Poi un altro motivo per cui noi portiamo avanti questa iniziativa è appunto quello di valorizzare, allo stesso tempo far conoscere al territorio agrigentino che nell'Ottocento Agrigento ha avuto un grande poeta, un uomo politico di rilievo, un medico, uno scienziato, un patriota combattente per cacciare i Borboni dalla Sicilia e instaurare un regime più democratico.
Si tratta di un'iniziativa che quest'anno ha coinvolto anche alcune scuole, ha coinvolto la scuola media e l'istituto comprensivo Rita Levi Montalcini, ma ha coinvolto anche Enrico Fermi di Agrigento. Queste scuole hanno avviato già dei percorsi in lingua siciliana in parallelo allo studio della lingua italiana, senza stravolgere, come suol dire, il curricolo. Loro hanno inserito nel curricolo dei percorsi in lingua siciliana che servono a tramandare, a trasferire alle nuove generazioni quel patrimonio letterario, storico, fatto di tradizioni, fatto di valori, fatto di canzoni, fatto ancora di proverbi, di modi di dire, di motti, che in un certo modo arricchiscono anche il nostro linguaggio e sono sicuramente un valore aggiunto per coloro i quali portano avanti questo tipo di iniziative. È una tradizione che si ripete da diversi anni e la CNA è sempre presente, sensibile a queste problematiche della cultura, perché noi rappresentiamo la CNA e gli artigiani che sono degli artisti, come la poesia è un'arte. Così cerchiamo di mantenere le tradizioni e il tramandare l'esperienza ai più giovani. E il Serroi è stato un grande, è stato tutto un medico, è stato un grandissimo, d'origine è nato a Raffatale, e noi vogliamo continuare questa tradizione. Siamo arrivati alla 7ª edizione per essere presenti, perché è un momento di incontro, di socializzazione e di trasmettere. Vedo qua che ci sono dei giovani delle scuole e già è quanto dire, perché questo unire le persone più anziane con le persone più giovani e trasmettere il sapere ai più giovani è qualcosa di molto importante, perché gli anziani dobbiamo ricordarci che sono una fonte di sapere e di saggezza, ed è giusto che lo possano tramandare ai più giovani, con la speranza che i più giovani riescano a recepire tutto ciò che gli anziani possono trasmettere.